Buonasera, nuova edizione in diretta del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Direzione sanitaria dell'Annunziata di Cosenza interviene in merito alla morte avvenuta nel pronto soccorso di una donna di 57 anni. Il CUP dell'azienda sanitaria di Vibo è chiuso, cittadini in rivolta, intervengono i carabinieri. Continua la lotta dei 4.500 tirocinanti che aspettano buone nuove dalla regione. Stamattina manifestazione a Catanzaro. Hanno presentato ricorso al TAR per la mancata concessione dello stato di emergenza agli imprenditori di Crotone che hanno subito ingenti danni dalla tromba d'aria che ha colpito la città pitagorica lo scorso novembre. La Guardia di Finanza ha arrestato 2 persone di nazionalità russa sospettate di essere gli scafisti dello sbarco di 42 persone avvenuto questa mattina a Roccella Ionica. I concerti di Raffaele Gualazzi e quello di Calcutta chiudono la prima parte del Festival delle Invasioni, 2 performance coinvolgenti seguite da migliaia di persone accorse in piazza 15 marzo per ascoltare gli artisti. Sorteggiati gli incroci della Coppa Italia, si parte domenica 4 agosto con Reggina, Rende e Catanzaro. Cosenza e Crotone scenderanno in campo l'11 agosto. Salve e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di sanità, ma prima di vedere il nostro servizio c'è una notizia battuta dalle agenzie. La Giunta regionale della Calabria, su proposta del presidente Mario Oliverio, ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge di conversione del decreto legge sulla sanità numero 35 del 30 aprile scorso, il decreto in relazione al quale già pendente il ricorso sempre dinanzi alla consulta proposto proprio dalla stessa Regione Calabria. La decisione è stata presa dall'esecutivo nel corso della seduta odierna. Intanto la Procura della Repubblica di Cosenza, che ha aperto un'inchiesta sulla morte della 57enne avvenuta in pronto soccorso all'Annunziata. L'azienda ospedaliera ricostruisce quanto sia effettivamente accaduto. Ivana Curcio aveva 57 anni. Sabato mattina è arrivata in pronto soccorso a Cosenza dopo le 9:30 accusando dolori addominali. Poco meno di 10 ore dopo il decesso e la disperazione dei parenti. Una reazione comprensibile visto l'evento luttuoso che però si è trasformata ben presto in rabbia. I familiari della donna, non ritenendo cedere appropriata l'assistenza offerta alla propria congiunta, hanno deciso di sporgere denuncia, chiedendo l'accertamento di eventuali responsabilità per il decesso. La prassi prevede che venga sequestrata la cartella clinica e che la salma venga sottoposta all'autopsia. Intanto la polizia giudiziaria ha identificato il personale in servizio. La direzione sanitaria dell'Annunziata chiarisce la propria posizione. Noi siamo profondamente addolorati perché per quello che è successo alla signora Curcio e capiamo anche ovviamente quelle che sono le reazioni dei familiari. Però dobbiamo dire che la signora Curcio, che è entrata da noi in pronto soccorso, qui io ho davanti la scheda di pronto soccorso, è stata da noi presa in carico e seguita. La signora era stata operata per una grave patologia nel mese di febbraio e per quello che si evince dalla relazione chirurgica, dalla consulenza chirurgica, aveva fatto o era addirittura in corso di chemioterapia. Per cui è venuta qui da noi, è stata presa in carica da un primo sanitario. Alle 9:45 sono stati richiesti esami di laboratorio, una Rex addome somministrata anche alla terapia, la consulenza ecografica per l'addome, è stato eseguito l'esame obiettivo della visita chirurgica, quindi la consulenza chirurgica, è stata somministrata terapia antidolorifica, addirittura è stata utilizzata la morfina. Alle 15:19 è stata presa in carico da un altro sanitario, il quale qualche minuto dopo ha disposto anche l'attacco addome, TAC torace con e senza mezzo di contrasto. La situazione è precipitata e il collega alle 19:15 ha constatato il decesso della signora. Nessun ritardo o omissione dunque, secondo la direzione sanitaria. Adesso toccherà alla Procura di Cosenza esaminare la cartella clinica e i documenti relativi agli esami effettuati sulla donna per verificare se ci sia stata imperizia o negligenza. Dire che la signora è stata abbandonata, eccetera, eccetera, mi sembra una cosa quantomeno azzardata. Il verbale di pronto soccorso fa fede a disposizione dell'autorità, eventualmente dell'autorità giudiziaria, che farà tutte le verifiche del caso.
Ancora la cronaca per quanto riguarda la sanità, 6 persone sono indagate per la morte della donna deceduta dopo il parto a Cetraro. L'autopsia ha confermato emorragia causa della morte. Uno shock emorragico post-partum, l'autopsia ha confermato la causa della morte di Santina Adamo, la giovane mamma di Rota Greca deceduta a Cetraro dopo la nascita del secondo figlio. La procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, si tratta di un'ostetrica, 2 rianimatori e 3 ginecologi. Le indagini tese a verificare se sia stato fatto tutto il possibile per salvare la vita della donna. In particolare da chiarire resta la richiesta delle sacche di sangue all'ospedale di Paola, una vicenda nella quale è intervenuto anche il ministro della Salute Giulia Grillo, che ha disposto l'invio di una task force nell'ospedale Iannelli per ricostruire quanto accaduto. Verità e giustizia continuano a chiedere nel dolore i familiari e gli amici di Santina, a cui ieri è stato dato l'ultimo saluto. Resta il dolore e una culla, un bambino che non troverà le braccia di una madre in cui rifugiarsi e crescere. Resta la paura e un senso di sfiducia nella sanità e restano le domande: come si è arrivati all'irreparabile del caso, come è stato possibile che nessuno si sia accorto dell'emorragia in corso. Saranno le indagini a dare risposte, a chiarire la dinamica dei fatti. Di certo 2 bambini non avranno più la mamma e uno di loro non ne ricorderà neanche il volto. Ancora la sanità con il CUP dell'azienda ospedaliera di Vibo che è chiuso, i cittadini in rivolta, è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Ore 8:45. Qui il cartello dice che dalle 7:30 l'ufficio ticket dovrebbe essere aperto. Non c'è nessuno, uffici sbarrati e le persone ormai in fila da ore attendono una notizia che non arriva. Nessuno ha informato del fatto che oggi questi uffici non saranno aperti. Da informazioni che abbiamo raccolto pare che gli impiegati addetti sarebbero in malattia e non sono stati sostituiti, ma di ufficiale non è stato comunicato nulla. Se io dalle 6 sono qua perché dovevo timbrare, però senza carte, senza avviso, senza niente non c'è nessuno. Non è venuto nessuno degli impiegati. Ma nessuno vi ha detto nulla? No, nessuno ci ha detto nulla proprio. Bisognerebbe chiamare i carabinieri a questo punto, no? Siamo con la rigetta in mano, aspettiamo dalle 7 meno un quarto qua, pure prima. E non si è visto nessuno sino a che ora è? Le 8:30? Hanno le mani indolenzite perché avrebbero potuto mettere almeno un avviso. Gli sono cascate le mani forse, non ci voleva chissà che cosa. Invece c'è gente che aspetta da più di un'ora. Un cartoncino, un avviso, oggi è chiuso e la gente se ne va. Solo dopo le 9, una volta che sono giunti i carabinieri che hanno preso atto e verbalizzato l'accaduto, si è deciso di apporre un cartoncino, come è stato definito, per avvertire della situazione. La pagina del lavoro adesso con la protesta dei tirocinanti degli enti locali a Catanzaro. 4.500 in tutta la Calabria chiedono alla Regione di mantenere le promesse, ossia le risorse stanziate per il perfezionamento, e denunciano anche le condizioni di vita difficili in cui sono costretti a vivere. Non se ne esce, il problema lavoro è sempre al centro delle questioni sociali in Calabria. Questi che vedete nelle immagini sono i tirocinanti. Ebbene, ce ne sono 4.500 in Calabria, un numero elevato di donne e uomini che aspettano. Già, aspettano, ma che cosa? Che la Regione intervenga, che l'ente metta sul tavolo il denaro necessario per i corsi di perfezionamento. Questa mattina a Catanzaro sono scesi in piazza con striscioni e slogan per chiedere all'assessore Robbe dove sono finiti i soldi destinati al loro futuro occupazionale. Non è la prima volta che sollecitano l'attenzione del governo regionale, ma fino ad oggi hanno incassato solo parole, promesse e nient'altro. Noi facciamo tirocinio per 4 ore al giorno e 500 euro al mese, è l'unico modo che abbiamo per accedere a questa indennità, che per molti di noi costituisce unica fonte di reddito. Per cui al di fuori di questa formazione, perfezionamento, lavoro nero legalizzato che svolgiamo ogni giorno, non abbiamo nient'altro. Chiedo almeno qualcosa che ci possa dire che fine faremo, perché siamo
cerchiamo di fare il massimo, noi sempre, ci siamo sempre adoperati per il massimo negli enti, tutto quanto, che verremo riconosciuti come status di tirocinanti, sapere che fine hanno fatto i nostri soldi. Questo qua, abbiamo famiglia, facciamo di tutto, di più è il possibile negli enti, abbiamo sempre dato il massimo. È una vita dura, avendo bambini, avendo famiglia, è una vita effettivamente dura, quindi chiediamo effettivamente un riconoscimento di questi tirocini come lavoro, perché noi svolgiamo un lavoro a tutti gli effetti a 500 euro in nero. E ancora hanno presentato ricorso al TAR per la mancata concessione dello stato di emergenza gli imprenditori di Crotone che hanno subito ingenti danni dalla tromba d'aria che ha colpito la città pitagorica lo scorso novembre. Sentiamo. Queste sono le immagini di ciò che è accaduto a Crotone nello scorso mese di novembre, una tromba d'aria e piogge e allagamenti che hanno messo in ginocchio alcune attività commerciali del territorio. Ma visto che in questi mesi nulla è accaduto, gli imprenditori crotonesi hanno deciso di presentare ricorso al TAR del Lazio per la mancata concessione dello stato di emergenza degli eventi calamitosi. Noi ci aspettiamo che vengano ristabilite le cose e che siamo messi nelle stesse condizioni di altri cittadini italiani. Solo questo ci aspettiamo, perché il mancato riconoscimento di uno stato come di emergenza per i fatti come dal 25 di novembre ci sembra veramente una grossa beffa al territorio, una grossa beffa delle aziende che nonostante mille difficoltà continuano ad andare avanti in questo territorio. In una conferenza stampa convocata nella tarda mattinata di oggi hanno espresso amarezza e delusione per una situazione che definiscono al limite della tollerabilità. Noi siamo ancora fermi, non possiamo prendere commesse perché con le risorse che siamo riusciti a mettere in campo abbiamo ripristinato le strutture è parte della copertura, ma non abbiamo potuto coprire completamente il capannone, di conseguenza non possiamo ripristinare l'impianto elettrico, non possiamo neanche quantificare esattamente i danni alle attrezzature. Grazie a Dio siamo riusciti a non ricorrere ancora alla cassa integrazione perché il personale l'abbiamo in parte impiegato nell'attività stessa di ricostruzione e poi impiegato anche nei cantieri, ma non è una cosa che potrà continuare e di fatto siamo fermi adesso con la ripresa. Possibile che in un territorio come la Calabria, dove c'è chi vuole fare impresa, non vengono riconosciuti dei diritti sacrosanti? Perché a Crotone si è figli di un Dio minore? Sono solo alcuni degli interrogativi che gli imprenditori si pongono e sarà il Tribunale amministrativo a questo punto a verificare se esistono o meno i requisiti necessari per lo stato di emergenza verso queste aziende. Alle aziende che hanno subito i danni interessa che qualcuno paghi o più precisamente che qualcuno risarcisca tutti i danni che sono danni che vanno al di là delle apparenze, sono molto più pesanti e gravi di quello che sembra. La cosa che non vorrei passasse e che loro ci tengono a precisare è che chi è riuscito faticosamente a riprendere l'attività lo ha fatto impiegando tutte le risorse di cui disponeva, che inevitabilmente sono state sottratte ad altri impieghi e ad altre funzioni, e che un territorio come questo, dove fare impresa è decisamente più complicato che in qualunque altra zona d'Italia, subire anche questo tipo di eventi e soprattutto dover prendere atto di questo tipo di inerzia e di pigrizia è inaccettabile. Ancora alla cronaca con Gianni Papasso, ex sindaco di Cassano allo Ionio, comune del Cosentino, commissariato per infiltrazione mafiosa, che è candidabile. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Catanzaro. Una grande, bellissima, straordinaria notizia, ha scritto Papasso in una nota. Giustizia e verità è stata fatta. Dopo il Tribunale di Castrovillari, anche la Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto la richiesta del Ministero dell'Interno per la mia incandidabilità. Anche la Corte d'Appello ha sentenziato che sono candidabile, anche la Corte d'Appello ha sentenziato, scrive ancora Papasso, che non sono responsabile dello scioglimento del Consiglio Comunale. Ora lavorerò per Cassano. Queste le parole di Gianni Papasso. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca.
Un gruppo di migranti di nazionalità iraniana e irachena è arrivato stamattina a Roccella Ionica nel Reggino a bordo di una barca a vela battente bandiera tedesca a segnalare alle forze dell'ordine l'arrivo dei migranti un pescatore che ha assistito allo sbarco. I migranti rintracciati sono stati portati in un centro di prima accoglienza messo a disposizione dal comune di Roccella Ionica. Circa 5.300 i beni sequestrati in Calabria nell'ambito dell'operazione Spiagge Sicure, 33 le sanzioni comminate, i dati resi noti dal Viminale. I comuni calabresi coinvolti sono 9, Praia Mare e Scalea in provincia di Cosenza, Cutro e Isola Caporizzuto in provincia di Crotone, Perghelia, Pizzo, Ricadi, Tropea e Zambrone in provincia di Vibo. La Guardia di Finanza di Lamezia Terme ha eseguito una confisca di beni per un valore di 1.200.000 euro riconducibili a un presunto affiliato di 'Ndrangheta condannato in via definitiva per la sua appartenenza alla cosca Giampà. La confisca disposta dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Usava il divano di casa per nascondere la droga, arrestato dai carabinieri a Corigliano Rossano con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno del puff della stanza da letto i militari hanno trovato diverse dosi già confezionate di marijuana, ma anche l'occorrente per il taglio e il confezionamento. Cambiamo decisamente argomento. 2 straordinari concerti nel fine settimana a Cosenza hanno chiuso proprio il Festival delle Invasioni solo per il momento. Adesso l'appuntamento ci sarà a settembre. La magia di una città bellissima, viva, accogliente è l'immagine che Cosenza ha offerto ai cosentini e a migliaia di visitatori in occasione dell'edizione 2019 di Invasioni. Un evento storicizzato che è diventato il festival della contemporaneità, dell'inclusione, del moderno che si fonde con l'antico, della cultura che si fa viva attraverso i luoghi e le diverse forme d'arte. È un festival quest'anno che unisce la città, un festival della condivisione rispetto ai luoghi e anche alle persone. Abbiamo voluto realizzare molti eventi qua nel centro storico, nella città antica, ma con questo filo anche spaziale e temporale che lega queste attività culturali alla cultura contemporanea. Quindi molti giovani qui in piazza che si riappropriano del centro storico, che vivono anche gli spazi insieme partecipando a concerti di musica contemporanea. Il successo della rassegna ha raggiunto il suo culmine nell'ultimo fine settimana con differenti generi musicali e l'esibizione di 2 tra i più apprezzati artisti della musica italiana. Prima il jazz, il blues, il soul del cantautore, pianista e musicista Rafael Gualazzi, che con i suoi virtuosismi al pianoforte ha impreziosito il festival e calamitato l'attenzione di un pubblico adulto. L'ultimo concerto, invece, ha portato sul palcoscenico il cantautore Calcutta, che con le sue canzoni ha infiammato Piazza 15 Marzo, gremita fino all'inverosimile da migliaia di giovani. Sono state 5 serate di grande festa nel centro storico di Cosenza. Cosenza è una città al centro dell'attenzione dell'arte, della musica. Tutti gli artisti sono gli artisti della contemporaneità, gli artisti della musica attuale che hanno toccato vari generi, ma il filo conduttore è appunto questa voglia dei ragazzi di partecipare agli spettacoli e provane la partecipazione davvero numerosa. Invasioni 2019 continuerà a settembre con una chiusura col botto. Arriverà infatti a Cosenza Mahmood, ultimo vincitore del Festival di Sanremo. Queste erano le invasioni a Cosenza, adesso una campagna di legalità a Crotone voluta dai carabinieri in collaborazione con i mezzi di trasporto pubblico.
Eccoli i messaggi sugli autobus a Crotone, segnali di illegalità voluti dall'Arma dei Carabinieri nella città pitagorica, in una città meta di turisti, in un tempo preciso che è l'inizio della stagione estiva, campagna di informazione e sensibilizzazione che integra i servizi di controllo. Meglio prevenire che difendersi è lo slogan, ma quali consigli pratici per evitare i tanto temuti borseggi? Stare attenti di non posizionare magari la borsa quando si cammina per strada all'esterno, quindi all'esterno della via, ma metterla verso l'interno del marciapiede. Fare attenzione al portafoglio per gli uomini, se hanno la tasca col bottone, di chiuderlo in maniera tale da rendere meno agevole l'eventuale intervento di un borseggiatore, e altri piccoli accorgimenti, se uno ha la giacca, di utilizzare le tasche interne piuttosto che la tasca esterna della giacca stessa. Quindi semplici consigli dei comportamenti che poi diventano routine, diventano normalità, e quindi alla fine uno riesce ad evitare il borseggio. L'occasione per ricordare alcuni degli atteggiamenti irresponsabili sui mezzi pubblici, regole purtroppo non scontate. Comportarsi correttamente su un autobus, non danneggiarlo, pagare regolarmente il biglietto, evitare di sporcarlo, evitare di avere dei comportamenti che possano comunque infastidire gli altri passeggeri, sicuramente serve a migliorare il servizio. Se ognuno di noi cerca di dare proprio il proprio contributo affinché questo succeda, sicuramente i servizi saranno servizi migliori e il cittadino potrà usufruire e percepire un servizio pubblico diverso, un servizio pubblico migliore. Sentite invece l'ordinanza del sindaco di Tropea per tutelare il decoro della città, Giovanni Macri, con cui appunto ha esposto il divieto di transitare a piedi per le vie del centro storico cittadino a torso nudo, indossando soltanto il costume da bagno. Il divieto ovviamente non è valido per coloro che transitano nella zona della marina della città. L'ordinanza prevede inoltre che la polizia locale, in caso di reiterazione dei comportamenti vietati e limitatamente alle aree sensibili individuate proprio dal primo cittadino, dovrà provvedere all'allontanamento del trasgressore dal luogo in cui è stato commesso il fatto illecito. E inoltre per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 125 ad un massimo di 500 euro. Adesso parliamo di calcio con i sorteggi, gli incroci della Coppa Italia Team. Si parte domenica 4 agosto con Reggina, Rende e Catanzaro, mentre Cosenza e Crotone entreranno in campo l'11 di agosto. Parte ufficialmente la stagione 2019-2020 e si comincia con i sorteggi della Coppa Italia Team. La competizione nazionale prenderà il via il prossimo 4 agosto 2019, quando si giocherà il primo turno eliminatorio che vedrà la partecipazione delle 3 squadre di Serie C calabresi, Reggina, Rende e Catanzaro. I giallorossi di Auteri scenderanno in campo domenica 4 agosto per affrontare la Casertana. Il Rende giocherà in trasferta con la Pro Vercelli, mentre la Reggina sfiderà il Vicenza. Nella seconda fase, cioè domenica 11 agosto, poi entreranno in scena le calabresi di Serie B. Il Cosenza affronterà al Marulla la vincente di Monopoli Ponsacco, mentre il Crotone se la vedrà con la vincente di Arezzo Turris. I primi 12 club della Serie A entreranno in gioco nel terzo turno eliminatorio in calendario il 18 agosto 2019. Gli altri 8, le cosiddette teste di serie, faranno il loro ingresso nel tabellone a partire dagli ottavi di finale. Insomma, si inizia a fare sul serio e vedremo cosa accadrà in questa che è la prima vera competizione ufficiale. Intanto vediamo cosa è accaduto nel calciomercato di oggi. Il Cosenza, su Cosenza, magari in chiusura di calciomercato qualora ci fosse una nuova necessità nel pacchetto arretrato di Piero Braia, l'esperto centrale con il contratto in scadenza con il Lecce e nel mirino anche della Viterbese. Potrebbe essere il giorno di Sciaudone che avrà un colloquio con il Novara per discutere sulla buonuscita. Il Cosenza è pronto ad accoglierlo a braccia aperte facendogli firmare un biennale. Occhi anche su Di Francesco, in prestito secco dallo Spezia. Nuovamente Stefano
pettinari. Per Giovanni Stroppa, lavori in corso, il Trapani ci pensa. Nel caso in cui la trattativa tra il centravanti e i pitagorici non andasse in porto, i siciliani sarebbero pronti ad inserirsi. Il Bari, per aggiudicarsi i Dursi dal Catanzaro, rilancia, che torna a pensare le Aquile al ritorno di Manuel Sarao per rinforzare l'attacco. Il Rende punta su Toninelli e centrocampo, che potrebbe firmare il nuovo contratto breve. La Regina, che ha quasi completato la campagna di rafforzamento, studia gli ultimi colpi. Tra B e C il mercato delle occasioni sta per arrivare. Adesso parliamo ancora di musica. A Cetraro l'associazione culturale Polimnia ha promosso un concerto che è stato un omaggio al compositore Ruggero Leoncavallo. I luoghi, la storia, la musica, il progetto dell'Associazione Culturale Polimnia ha fatto tappa sul Tirreno Cosentino, nel cuore del centro storico di Cetraro, a Palazzo del Trono, un bene artistico di fine Settecento acquisito dal comune e diventato un contenitore culturale di ottimo livello. L'evento, realizzato in collaborazione con il Touring Club e patrocinato dall'assessorato alla cultura del comune di Cetraro, svoltosi nell'ambito della 10ª edizione della Settimana della Cultura benedettina, è stato un omaggio a Ruggero Leoncavallo. Dopo la visita al palazzo, al Museo dei Bretti e del Mare, la serata è stata introdotta da Luigia Pastore, presidente di Polimnia. Il racconto di Leoncavallo, a cura del compositore Francesco Perri, è stato inframezzato da brani al pianoforte, aree d'opere e romanze eseguite dallo stesso Francesco Perri, dal soprano Maria Carmela Conti e dai tenori Andrea e Stefano Tansillo, accompagnati al pianoforte da Andrea Bauleo. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. La presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale garantisce condizioni di tempo stabile con clima caldo anche sulla Calabria. Domani ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature pressoché stazionarie. Domani mari generalmente poco mossi, a tratti mosso lo Ionio Crotonese, venti deboli a regime di brezza. Prima di salutarci ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.